Ciao da Nicoletta e oggi all'interno di questa bellissima, non so come chiamarla, di rame, ti leggo un racconto. I tre ostacoli. Un giorno un maestro accolse tre candidati che volevano diventare suoi discepoli. Al primo incontro il maestro iniziò a comportarsi in modo eccentrico a tavola, facendo discorsi assurdi e avendo atteggiamenti strani. Disse anche talune parolacce e mangiò il suo cibo con le mani, asciugandosi la bocca al polsino della camicia. Uno di questi tre discepoli se ne andò, scandalizzato da questo atteggiamento. Il secondo, probabile discepolo, fu avvisato dai discepoli anziani, istruiti così dal maestro, dicendo che questi era un truffatore, che si stavano organizzando per fargliela pagare e che lui doveva stare ben attento a fidarsi di un uomo così. Anche il secondo uscì dal gruppo. Al terzo il maestro proibì categoricamente di prendere la parola ogni volta che la chiedeva e gli proibì anche di porre qualsiasi tipo di domanda. Anche lui, sdegnato ed offeso, se ne andò. Quando il maestro fu solo con i suoi allievi disse: il comportamento di coloro che se ne sono andati illustra tre validi concetti. Il primo è non giudicare a prima vista. Il secondo è non giudicare cose di grande importanza da ciò che dicono gli altri. Il terzo insegnamento è non fare delle tue percezioni di stima e apprezzamento altrui il metro per il tuo giudizio su di loro. Anche perché spesso giudichiamo proprio per effetto alone. Ti racconto qualcosa che mi è successo poco tempo fa. Dopo un corso tenuto in una banca svizzera, la sera si va a cena proprio con le persone che avevano assistito al corso e arriva il cameriere che critica in modo anche un po', come si può dire, poco piacevole la sua titolare, dicendo che tirchia, che è troppo attenta ai soldi. E ti assicuro, a me questa cosa ha dato molto fastidio, perché la sensazione che ho avuto è: come puoi permetterti di sputare così sul piatto in cui mangi? Poi non è piacevole che tu critichi con i clienti il tuo titolare, però purtroppo quella critica, quella parola si è incisa in me, perché a fine serata arriva la signora, si erano ordinati i caffè e c'erano 3 caffè macchiati. La signora dice: vi ho portato un bricco di latte, vi è sufficiente? Me ne porto ancora. E a livello automatico io ho pensato: guarda che tirchia, ci porta solo un bricco di latte? E magari non era quello. Se io non avessi sentito quello che aveva detto il cameriere, probabilmente non avrei fatto quel ragionamento. Lei non ci avrebbe detto: ve ne serve ancora, ve ne porto ancora, se fosse stata realmente tirchia. Però il mio giudizio è stato condizionato dall'effetto alone di qualcosa che mi era stato detto. Giudicare senza investigare il massimo dell'ignoranza. Giudica in modo diverso. Ciao! Buona riflessione, alla prossima!